Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Come vedete qua delle piante non siamo più nella zona wood, ma siamo al piano di sotto nella zona metal. Con questo quarto episodio si chiude tutta la serie del tavolo delle troncatrici. Ora vi spiego che cosa ci facciamo qua sotto. Qua sopra ho appena posizionato questa lastra d'acciaio zincato. Questa ci servirà per fare lo stop dei tagli ripetuti, ma non vi spiego troppo adesso, quindi dobbiamo solo tagliarci due strisce da 35 mm per 2 metri. Per tagliare questa lamiera, il metodo che ritengo più opportuno oggi è utilizzare il seghetto alternativo con una lama apposita per metallo. Dov'è il mio metro? Non ho un metro. Perché non ho un metro? Andiamo a cercarlo. Niente, il mio metro mi è scivolato dalla tasca, non lo trovo. Prendo in prestito un attimo questo di Giacomo. Quello che devo calcolare adesso è lo spessore dalla lama al bordo del seghetto, mettere la riga a un pezzo di ferro e tracciare. Mamma mia, tagliare col seghetto alternativo con lama da metallo questa lastra d'acciaio zincato non è stato troppo semplice. Si avanza bene ma lentamente. Il taglio, a differenza del flessibile, è molto più pulito, però è un lavoro lento. Chiedo a voi che ne sapete più di me. Ci sono altri attrezzi specifici per il taglio da lamiera? In questo caso no carotatrici e no quelli taglialamiera che fanno il ricciolino, pneumatici, perché quelli lì non mi fanno un taglio pulito, cioè è pulito il taglio, non lo so, se conoscete qualcosa per tagliare dritto facendo finta, ok, che sia come un pannello di legno che quindi prendi e vai, fatemi sapere qua sotto nei commenti, grazie! Ottimo, le lastre le ho portate su, le ho già posizionate qua sul tavolo. Se non avete ancora capito, ora vi spiego a cosa serviranno. Come vedete le lastre sono state messe una sulla destra e una sulla sinistra. Appoggiate qua. Avete già capito? Abbiamo un po' di questi magneti. Abbiamo questi qui. Abbiamo questi qua piccolini che sono veramente forti perché fanno 80 kg quasi di forza questi qua. Quindi l'idea qual è? Quando si ha la necessità di fare tagli ripetuti, si prende questo, si butta avanti e si fa il primo taglio. Quel primo va sempre fatto a mano, si porta a misura. Una volta poi appoggiato lì a filo lama, prende uno di questi, lo si appoggia, bene, si gira, tac. Cioè si sposta questa. E quindi in poche parole tu arrivi, te lo appoggi, mandi in battuta e tagli. Precisissimo. Vuoi il piano libero? Nessun problema. Prendi e togli. Ti serve un altro? Perché magari hai un pezzo lungo e vuoi che vada in battuta? Nessun problema. Qua c'è la battuta. Si accende e quindi tu arrivi, poggi lì, poggi qua, perfettamente dritto. Ah, vuoi farti un'altra? Metti qua. Quindi ti fai questa piccola postazione. Tac.
Noti track che entra la polvere, nessuna battuta posteriore dove si accumula polvere e segatura, dove non ti permette di avere un piano libero come questo che vogliamo tenere noi, in modo da sapere perfettamente che dalla lastra in poi non ci deve mai essere niente, deve essere sempre pulito. Dietro invece ci si può lavorare, ci si può appoggiare cose, ma in questo spazio va sempre tenuto libero. Principalmente è una questione di gusti questa qui. Possono fare alcuni trick diversi mettendo più spessori. Si possono anche prendere più misure con questi. Diciamo che abbiamo da fare dei cassetti. Quindi un tot di fatalità, questo è proprio un pezzo dei cassetti che abbiamo fatto nello scorso episodio. Se ve lo siete persi, ve lo lascio qua. Diciamo che vogliamo fare dei cassetti e questo qui è il listello lungo col groove che comporrà i fianchi e il frontale dei cassetti. E poi abbiamo questo che è il fondo. Uno potrebbe anche scegliere di fare una cosa del genere. Sappiamo che questo va tagliato qua, ok? Quindi si mette il suo magnettino che va in battuta. E diciamo che invece questi siano un po' più lunghi e vadano fatti qua. Cosa andrà a succedere? Che senza toccare niente si prende, si va in battuta e si possono troncare pezzi un po' più grandi. Fatto questo, si passa al secondo, preciso, e uno non ha toccato niente. Questo sistema ci sembra qualcosa di diverso dal solito, uno spunto su cui magari qualcun altro di voi può migliorare questo sistema o dire semplicemente è una cazzata, non ha senso, non mi piace, preferisco dell'altro, ma nel nostro caso specifico penso che sia più comodo questa maniera. Quindi adesso settiamo la fresatrice e facciamo il groove per incassarlo dentro. Ok, e quindi là. Ultimo segnetto da fare è proprio qua. Siccome qui è stato fatto una raggiatura, non andrò con la fresata a uscire da qua, ma bensì mi fermerò circa 2 centimetri dentro e quindi bene, i primi 2 groove sono stati fatti. Per fare il terzo qua in fondo non ho un binario da poter mettere della Bosch su cui farla scorrere, anche perché poi finirebbe qua, quindi non riesco comunque ad andare in battuta fino in fondo questa parte, quindi la dovrò finire a mano. Però ho pensato, se modifico questa e la faccio lunga, avete mai visto una riga così lunga? Io no. Cosa? Mai vista. E cosa te ne pare? Sembra un'antenna. Cosa ricevi con questa antenna? Ricevo un segnale che no, che se lo sintonizzi sul canale ti fai i cazzi tuoi. esatto. Questa qua è la riga modificata, quindi questi 2 pezzettini potrei anche quasi quasi organizzarmi e metterli via. Facciamo la fresata e via. Ottimo, la modifica ha funzionato in modo impeccabile, è andato tutto liscio. Domani mattina continuerò a installare tutto, quindi noi passiamo a
Guardate che splendore! Entrambe le lastre sono state posate. Lo scanso con la fresatrice è stato semplice perché è un lavoro semplice. Un po' meno semplice è stato farlo tutto piatto e tutto giusto, che è veramente a filo qua la situazione. L'idea iniziale era quella di fare dei fori, svasarli e mettere delle viti, però è talmente bello, tutto così pulito, senza niente, che useremo solamente della colla. L'idea è di usare questo Bostik, ne mettiamo giusto un po' di punti, 1, 2, 3, 4 forse, si appoggia, giusto che non si muova, perché tanto essendo pesante, incassato bene, non dovrebbero esserci problemi. Come noi dobbiamo mettere qua, col pennellino, dobbiamo metterne un po', e direi che facciamo un spottino qua, spottino qui, spottino qua. Qui, porco cane, ho messa massa. Qui. Bene, aspettiamo 10 minuti. Adesso sai che non si potrà mai più accarezzare il legno sotto. Vuoi salutarlo per l'ultima volta? Allora. Sì. Quindi io alzo. Ah, c'era quello che spaccava la sacca. Allora, qui invece, se no lo potevamo fare così anche prima. Porca troia, siamo stati così zoppole. Perfetto. Installatele tutte e due le lastre. Funzionano perfettamente. Ora, finché la colla si asciuga un attimo, passiamo all'ultimo lavoro per questa troncatrice, ovvero la costruzione del ciclone separatore. Le uniche due cose che servono per fare un ciclone separatore sono un bucket e il ciclone. Questo va fissato qua, esattamente qui. Bisogna fare un foro da 70. Allora, non ho una fresa da 70 ma una da 68. Provo a fare un buco qua. Effettivamente però non ci passa, ovviamente. Ok, trovata una da 73. Perfetto! Voilà! Vediamo un po' questo separatore ciclò. Cade della roba. Funziona, ma perché si blocca? Perché va a bloccarsi tutto qua? Ah, è per la questione elettrostatica? Perché va a bloccarsi lì? Ottimo, con questa si chiude l'ultima puntata della serie sul tavolo della troncatrice. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa lastra magnetica per fare i tagli ripetuti e di questo contenitore a parallelepipedo, se può andare bene rispetto a un secchio tradizionale. Questa feature qua in particolare del magnete mi sta piacendo veramente molto, onestamente, perché ti lascia tutto libero. Nei prossimi video poi testeremo questo tavolo ovviamente e capiremo quanto questo sistema sia efficace e nel caso lo saprete e lo modificheremo. Quindi a me non mi resta solo che salutarvi, ringraziarvi sempre per il vostro supporto e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.